Arriva nelle sale cinematografiche venerdì 13 aprile il film Poker Generation che racconta la passione di 4.000 persone nella sola Italia. In scena i big players del settore, da Antonio Stamminieri per proseguire con Bonavena. La pellicola è ispirata ad una storia vera. Poker Generation è la prima pellicola alle differenze tra sud e nord per finire ai colpi di scena al tavolo verde. Suspense, azione e emotività le componenti di Poker Generation che toccherà uno dei fenomeni sociali di quest'ultimo millennio. Molto ricco il cast che annovera volti come Lina Sastri e Francesco Pannofino, ma anche Francesca Fioretti, Eros Galbiati, Claudio Castrogiovanni, Piero Cardano, Andrea Montovoli, questi ultimi principali protagonisti, Emanuela Postacchini, Emanuela Rossi. Sullo schermo per la prima volta Andrea Pannofino, Salvatore Barone, Sofì Cavaliere e Naomi Assenza. Il lungometraggio prodotto da Fabrizio Crimi e Tiziano Cavaliere e da Bros Group ITD, regia del giovane Gianluca Mingotto, su cui la critica ha iniziato a rullare i tamburi da diversi mesi e atteso da un esercito di amanti di tale gioco. Il film, come detto, è ispirato a una storia vera. Uno dei più noti poker play italiani, Filippo Candiola, ha rivissuto la propria esperienza personale leggendo la sceneggiatura del film. Il protagonista del film si chiama appunto Filo, proprio come Candio, diminutivo di Filippo, e anche quest'ultimo, lui viene da un'isola, Candio è della Sardegna, mentre il film è ambientato in Sicilia. Identica la scelta di trasferirsi a Milano per inseguire la sua passione pokeristica, solo che le strade della trama si dividono sul sostegno della famiglia. Nel film i genitori di Filo, Francesco Pannofino, icona dell'uomo fallito e vittima del gioco d'azzardo, e Lina Sastri, simbolo di donna coraggio, sono contrari alla scelta di tentare la fortuna per ricimolare i soldi necessari per le cure della sorella. Quando ho scelto di intraprendere questa carriera, ha detto Candio, la mia famiglia mi ha sempre sostenuto. Mio padre, poi, in passato è stato un giocatore di poker e ha partecipato anche a qualche torneo. Ad Agrigento la prevendita sarà effettuata presso la sede della Poker Sport di Agrigento in via Cicerone. Aspettavamo la proiezione del film già dall'inizio delle riprese, ha detto il presidente della Poker Sport Agrigento, Giuseppe Grimaldi. Alcune riprese sono state effettuate a Malta durante uno dei tornei internazionali più prestigiosi, il Malta Poker Dream. Sono tantissimi, infatti, i players agrigentini protagonisti della pellicola, che essendo presenti al torneo dell'Isola dei Cavalieri, sono praticamente entrati nel film come comparse.